Buonasera a tutti ragazzi, un'altra affermazione di un esperto in UFO. Tutti quanti noi sempre abbiamo detto l'area 51, ci sono extraterrestri, UFO, avvistamenti. Diciamo che in effetti tutti quanti noi, anche io personalmente, credo che qui ci sia qualcosa di loso, qualcosa di strano, ma in effetti un esperto in UFO dice esattamente il contrario. In effetti cosa dice? Questo lavora per la tecnologia, ciao America, della difesa aerospaziale canadese. Quindi è un leader nel mondo dello sviluppo della navigazione avanzata. In realtà in un'intervista recentemente ha detto testuali parole: l'Area 51 è una struttura aerospaziale altamente protetta perché ha una varietà di obiettivi, cioè al finale stanno cercando di costruire, diciamo, velivoli un po' particolari contro giustamente eventuali minacce, quindi contro si sta preparando aerei diciamo un po' particolari simili agli UFO, quindi sta usando una tecnologia forse a livello UFO per progettare diciamo dei velivoli a tipo di UFO, quindi da combattimento in caso in un futuro sarebbe attaccata. Quindi questo diciamo scienziato dice che stanno sperimentando dei velivoli altamente segreti perché così in caso di qualche blackout con i russi sono in grado di contrastare i russi. Quindi l'Area 51 non è altro che una base dove costruire aerei che poi sono di generazione aliena. Però ci sono gli alieni e gli UFO, quindi ci sta la base, ma non è l'Area 51, ragazzi. Bensì l'Area 51 è solamente dove costruiscono questi oggetti che hanno preso come campione quelli là originali degli UFO, perché gli UFO e gli alieni ci sono, però sono nella base S4 che è costruita nelle montagne Papose Lincoln County nello stato del Nevada, giusto a 16 km a sud dell'area 51. No, avvocatello, vedi ci sono gli UFO, solo che la base non è questa qui, è quell'altra lì, quindi è S4 la base, a 16 km da qui. Qua in effetti hanno fatto pensare che qui ci stavano gli alieni, che qui stava tutto, ma in realtà gli alieni stanno da un'altra parte, stanno in un sotterraneo, sempre come l'Area 51, una struttura, una base militare che si chiama S4, costruita nelle montagne. E giustamente sì, avvocate, perché Area 51 e tutti quanti si concentrano sull'Area 51 a dire qua stanno gli UFO, invece loro hanno deviato la storia. In effetti lì stanno costruendo velivoli come gli alieni, in effetti in base a come li tengono loro, perché vogliono contrastare Putin, la Russia, in caso di un attacco, diciamo, un domani, diciamo, da qualche parte tipo Giappone, Russia. Quindi questo qua, se vi ricordate bene, è dove Bob Lazar, se vi ricordate, diceva di aver lavorato. E in un'intervista lui disse che gli UFO segnalati al MUFON sono aerei militari provenienti dall'Area 51. Sì, lì, nella montagna proprio, dentro la montagna sta in effetti questa base S4. Quindi sta giusto a 16 km da quest'area 51. Avvocatella sta di spalle in effetti, dentro una montagna. Quindi non è che non ci stanno. Quindi però il problema è che non stanno nell'area 51 ma stanno dall'altro lato. Quindi hanno deviato le informazioni perché giustamente era meglio così. Quindi l'area 51 è una base dove vengono
costruiti, diciamo, velivoli militari segreti, mentre la base S4 sarebbe il posto dove vengono nascosti i veicoli alieni con i suoi occupanti. Quindi la S4 non è chiusa, attualmente è aperta. Quindi diciamo che a noi hanno fatto credere che non ci sta più nulla lì, ma invece lì è ancora tutto aperta, perciò in effetti loro l'area 51 sono anni che ripetiamo area 51, gli alieni, quindi noi accusiamo sempre quest'area 51 che ci stanno gli alieni e invece quelli l'hanno fatti andare da un'altra parte, anche perché la vedo molto logica, giustamente dire noi diciamo area 51, in caso di qualche cosa non troveranno mai nulla, a parte qualche aereo che sarà particolare per loro, però alieni non ne trovano, quindi hanno fatto bensì in una montagna in Nevada, ciao Mark, di fare questa sotterraneo e quindi di mettere lì sotto UFO e velivoli spaziali. E Mark, in effetti l'Area 51 è una base per costruire velivoli di natura aliena, quindi per costruire, diciamo, aerei che hanno, diciamo, una base aliena, quindi che vengono ispirati da aerei alieni. Mentre gli alieni stanno in effetti con gli UFO e tutto dall'altra parte in Nevada a 16 km nella base S4 nella montagna proprio del Nevada, quindi loro hanno fatto credere sempre che lì ci stava diciamo gli alieni, ma in effetti l'area 51 dice proprio uno lì che questo è uno scienziato, è una struttura aerospaziale altamente protetta che ha obiettivo al fine di garantire che gli stati restino in posizione di superiorità, quindi in confronto di eventuali minacce, che poi sarebbero la Russia, diciamo, il Giappone, e quindi si stanno preparando per fare velivoli di nuova generazione e quindi hanno pensato bensì di nascondere gli UFO e gli alieni nella base S4. Quindi hanno fatto questo cambio. Quindi gli UFO vanno all'S4 che hanno detto che sta chiusa, che non funziona più. Mentre all'area 51 costruiscono in base a quelli che hanno visto lì nell'S4, quindi cercano di fare la stessa cosa dei velivoli che tengono prigionieri gli alieni in effetti, quindi oppure ci collaborano proprio, poi non lo so il rapporto che starà con gli alieni, se gli alieni stanno collaborando nel costruire queste navi aliene oppure li tengono prigionieri e cercano di capire come costruirlo. Questo non lo dicono. Però la base SS4 sta nella montagna del Nevada, quindi nelle montagne Papose Lincoln County, nello stato del Nevada, 16 km a sud dell'area 51. Quindi nella base, diciamo, sono in S4, che lì manca a farla apposta, se ti ricordo. In effetti lì costruivano gli aerei, hanno fatto il contrario, capisci, avvocate? La base S4 era, sì, era, in effetti era il contrario, l'area 51, gli alieni lì costruivano aerei e tutte cose, adesso in effetti era sempre il contrario, in effetti l'area 51 è aerospaziale, cioè lì vengono costruiti gli aerei di nuova generazione, mentre nella montagna, sì, sì, poi lo farò, è una frase, sì, le scie chimiche, sì. E poi dall'altra parte hanno fatto in segreto la base dove hanno catturato, questo non lo so ragazzi, poi se l'hanno catturato oppure ci sono andati di loro volontà oppure li hanno preso prigionieri, questo non lo so, però stanno lì perché questo Bob Lazar ha detto che lì ci stanno 3-4 navi aliene, disco UFO, con personale alieno. Ma adesso non so se questi collaborano, se sono UFO, se non lo so, se diciamo sono amichevoli oppure li tengono prigionieri, questo non lo so.
Sì, sicuramente lì non entra nessuno, in effetti. Là, Fabrizio, parliamoci chiaro, là in area 51 non entra nessuno, ma nell'altra area è proprio inaccessibile lì. Quindi là è proprio come una porta sigillata, lì non entra nessuno. È come l'area 51, come vedi qua non puoi passare più. E quindi, vabbè, ma lì sono tutti scienziati, avvocati, e là il più scemo, a livello, tanto per dire più scemo, per dire più bravo, più quello più scarso, guadagna una barca di soldi. Avvocati, uno di quello prenderà minimo 100.000 dollari al mese. O ti pensi che quello sta lì così, in una base segreta dell'area 51 della S4? Quelle sono persone che guadagnano 1 milione di euro, 2 milioni di euro, penso l'anno sicuramente, vedi, Fabrizio te lo dice, 60.000 dollari al mese e prendono quasi più di mezzo milione di euro all'anno. Quindi diciamo fanno una vita da nababbi alla fine. Quindi, ma a parte il fatto dei soldi, ma lì se scappa una parola, lì ti fanno, ti fanno caput, come dico io, là scompari e non te ne accorgi più. Quindi anche per paura si stanno zitti perché là se trapela una parola, ti vedi, come così, vengono i men in black, quelli là vestiti di nero, come diciamo io e Mark. Io e Marco che vuoi, diciamo gli uomini black men, arrivano subito quelli, quindi non conviene a loro, subito là ti tagliano, quindi non conviene perché guadagnano bene, si fanno i fatti loro, ma chi ce lo fa fare a noi? Ciao Lupus, vedi uno che guadagna 60.000 dollari al mese. Va a dire no, io lavoro per l'area 51, lì ci stanno gli alieni. Quelli, come dice Marco, quelli non perdonano, quelli una volta che è uscita una parola da bocca è finita. Pensa che queste persone qua devono fare un patto che neanche le mogli e i figli e la famiglia devono sapere nulla. Cioè questi qua che lavorano lì, neanche alla moglie, neanche ai figli devono dire questo. Quindi la Globo si è trovato moglie, no. Ma ti credo Fabrizio, là è come i servizi segreti, lì se è impossibile, tu non puoi dire a tua moglie, ad esempio, io avevo un amico che lavorava per i servizi segreti e la moglie non sapeva mai dove stava, in effetti la moglie sapeva, sì sì, la moglie sapeva che lui lavorava per i servizi segreti e la moglie non poteva sapere dove lui andava, quindi lui diceva vado a lavorare ma non diceva mai devo andare qui, tornava dopo 2 o 3 giorni, poi stava a casa 4 giorni, poi ripartiva, ma la moglie e i figli non sapevano mai questo dove stava e in che parte del mondo stava e cosa andava a fare, quindi la moglie sapeva solo che lavorava per servizi segreti, quindi basta. Quindi finisce lì la storia in effetti. Quindi lui lo diceva, purtroppo è una vita che va così, purtroppo noi dobbiamo mantenere il segreto. Se no i primi siamo noi, quindi tanto per dire, lo dicono stesso loro, in effetti io avevo un amico che poi ha finito giovane in pensione, è andato a 50 anni in pensione, quindi già sono 6-7 anni che è terminato perché là si va subito in pensione, quindi ha lavorato secondo me 30 anni, lui ha lavorato 30 anni, Fabrizio è subito ha terminato, è andato giovane in pensione, sta bene. Però lui scompariva tipo una settimana, poi lo vedevi per 15 giorni, poi scompariva per un mese, poi ricompariva per un mese. Cioè era questa la vita sua. In effetti lui non chiamava a casa nulla, non poteva fare proprio nulla, cioè non è che prendeva il telefono, chiamava la moglie, quindi non poteva, perché sarebbe stato rintracciato, quindi non poteva chiamare da qualsiasi cabina o da nessuna parte, quindi stava lì 7-8 giorni, doveva fare quello che doveva fare e poi ritornava. Se moriva sicuramente avvocatella, qualcuno avvisava la moglie sicuramente, quindi non è che diciamo non facevano nulla.
quindi loro sapevano perfettamente che stava bene. Se poi succedeva una disgrazia, allora la famiglia, la verità, no, veniva detto solamente che in una missione era stato ucciso, basta, non è che gli dicevano è andato lì a fare questo, questo e questo, perché anche la moglie sapeva con chi lavorava, quindi però non sapeva cosa andava a fare ogni volta che partiva, quindi e questo è il discorso. È come tuo marito, a te tuo marito, tu sai, tu vuoi in Afghanistan, no? A te se facciamo corna, come dico io qua a Salerno, no? Mica ti dicono è stato così, è stato così, ti dicono e basta, non è che ti fanno una spiegazione a te. Pure i militari non è che fanno una spiegazione, vedete, quello è morto così, è morto così, è morto così. No, ti danno signore in guerra, è morto. La Samma sta qui e la stiamo portando in Italia e finisce lì. Non è che ti danno spiegazioni, come è successo, come non è successo. Dici durante la guerra è deceduto. Quindi non danno spiegazioni, anche perché un altro amico che va in Afghanistan, e te l'ho detto pure a te, mi pare, che quando va, quello dice qua se ci uccidono, Giuseppe, ci sono cose che mia mamma non può neanche sapere perché lui non è neanche sposato, in effetti lui sta in Iraq, sì, è fatto Iraq e Afghanistan, in effetti, stavolta è partito, non lo vedo da parecchio tempo, secondo me è partito già. Invece a Vocatella sta in Iraq e quindi diciamo che questo qua mo è partito e non lo vedo già da 20 giorni più o meno e secondo me starà o in Iraq o Afghanistan, non lo so mo in quale parte, so solo che sono 20 giorni che l'auto ci sta qui sua ma non lo vedo più, quindi per non vederlo sta in missione, quindi me lo disse una volta, dice qua arrivano l'esame e basta, non è che ti danno una spiegazione che è successo, che non è successo. Non lo so, ti dico una bugia, Fabrizio, gli devo domandare perché lui si chiama Giuseppe Rupoli. Lui è del comando di Salerno proprio, sta qui a Salerno nel comando e parte ogni volta per l'Afghanistan e Iraq. Lui si chiama Giuseppe Rufoli, quindi è proprio qua di Salerno Salerno e sta alla caserma qui a Salerno. Però parte sempre per l'Afghanistan e Iraq. Sì, sì, ci sta la segretezza, pure, allora, pure diciamo i poliziotti, ragazzi, i poliziotti, quelli che vanno pure girando e cose, non è che vanno a casa e vanno a dire sì, sono stata a casa di quello, abbiamo fatto il controllo al boss di Napoli, neanche loro possono dire tante cose alle mogli e ai figli. In effetti questi qua vanno a fare blitz, sapete, i corpi speciali, non è che poi vanno a casa e si mettono a dire guarda, siamo stati a casa del boss di Forcillo oppure a casa del boh. Cioè, non sono cose che puoi dire a casa. Quindi quello che rimane lì, come si deve dire. Come quello che sta in caserma rimane in caserma. Dove il reggimento conosci. Quindi diciamo, vabbè, stai in pensione tu Fabrizio a finale, quindi devo domandarle a Giuseppe perché a finale Giuseppe è partito 9 reggimento Comosci, ne devo domandare perché lui comunque ha fatto tutte e due, Afghanistan e Iraq, che ancora le sta facendo, quindi sì, sì, loro hanno questi nomi qua proprio particolari. Fabrizio avrà secondo me da come dice lui più o meno avrà una 58-59 anni, o no Fabri? Credo, può darsi che mi sbaglio, so. Sì, sì, mo che finisco il video di contatto in privato. No, 35 hai, quindi è proprio giovane. Quindi diciamo che proprio sei entrato ragazzo lì. Ah, sei stato congedato. No, questo qui, questo ragazzo qua, questo Giuseppe qua, lui ha 48 anni e sta continuando a fare ancora, diciamo, l'Afghanistan e Iraq. Invece l'altro amico mio, quello è andato in pensione, quello è andato in pensione a 50 anni. Adesso sono passati 8-9 anni, ci avrà 58-59 anni.
Invece questo qua lo sta facendo ancora perché questo ha 48 anni, però ha detto altri 4-5 anni e poi se ne va via, quindi ha detto altri 3-4 anni di sacrificio e buonanotte. Lui, anche lui è entrato a 18 anni, quindi in effetti è passato dal militare direttamente a fare, diciamo, la carriera militare e quindi poi è passato a fare le, diciamo, Afghanistan e Iraq, quindi ad andare in missione. Però ragazzi è vero che lui dice si guadagna bene, è vero che rischi la pelle, però lui lo ammette, quante volte ci ho parlato dice guadagniamo benissimo, quindi vale anche la pena rischiare, diciamo, è vero che lì ti puoi beccare una pallottola in testa facilmente, dice, però come si dice, il rischio vale la candela in effetti, quindi se tu fai, che ne so, per 7-8 anni l'Afghanistan, puoi anche starti tranquillo tutta la vita bello fermo fermo, quindi si guadagna abbastanza bene. Quindi all'epoca quando io parlavo con l'altro che è andato in pensione, parlava di 6-7 mila euro al mese e ti sto parlando di tanto tempo fa, eh. Poi dipende dalle emissioni pure, quindi dal tempo che lavori, da quante ore fai, dipende un po' da tutto, quindi in effetti diciamo c'è pure gente che riesce a prendere 10.000 euro al mese. Lo so che non vale la pena, però comunque loro è la vita che hanno scelto, quindi mo, indipendentemente o 6.000 o 10.000 euro al mese, comunque li vanno a fare, quindi è anche una passione che hanno loro, quindi non è che loro vanno lì per fare la guerra, loro hanno scelto la carriera militare e quindi sapevano a che cosa andavano incontro. Poi giustamente si apre l'occasione di andare lì che poi alla fine vedi, Avvocatella pure ad esempio, vedi, ha partorito e il marito stava in guerra in effetti, quindi ma adesso so che sta in guerra e sta lì e lei sta a casa sola, quindi vedi è una vita anche sacrificata a finale. In effetti la famiglia viene molto sacrificata perché uno sta sempre fuori. Invece il mio amico, questo qua, ha deciso di non sposarsi proprio per sto motivo qua. Dice io sto sempre fuori, non posso fare famiglia, Giuseppe. Sì, sì, non posso farmi una famiglia perché giustamente dice, io poi come faccio? Devo pensare alla casa, devo pensare se non mi becco una pallottola o così o così. Dice, a me non mi conviene, allora ho preferito rimanere giovane. Poi dice, ci sarà tempo, dice, a 52-53 anni troverò una donna e mi sistemerò, però per il momento ho 48 anni e ragazzi non si è né fidanzato e né nulla, a parte che adesso lì non c'è niente, quindi è solo a livello diciamo così di controllo, ma niente, la guerra è finita oramai, però adesso ci sta ancora quel poco da fare, quindi non è che ci sta chissà che. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo dopo per un altro video. Quindi penso che è ancora presto, quindi dopo farò un altro video. Vabbè, ci sentiamo dopo, Fabrizio, ci sentiamo dopo pure Marco. Ok ragazzi, a dopo a tutti e due. Dopo vi contatto in privato ragazzi. Buonasera a tutti ragazzi, ci sentiamo dopo con un altro video perché comunque è ancora presto, sono le 21:10, quindi ci sta ancora tempo giusto per un altro video. Ciao a tutti ragazzi.